Buongiorno, sono Roger de Montebello, sono artigiano, pittore e abito a Venezia e lavoro da tanti anni. Sono arrivato la prima volta per dipingere nel 92 e poi ho scelto Venezia come luogo di lavoro. Il mio mestiere consiste nel creare attraverso l'interazione di mano, occhio e mente e interagendo, modellando una materia, di creare oggetti, quadri, disegni, acquarelli, che mettono in armonia la mia anima con l'anima del mondo. Spesso dipingo all'aperto. I quadri grandi li faccio in atelier, i quadri piccoli di solito, non sempre, li dipingo all'aria aperta davanti al mio soggetto. E lì mi vengono spesso a trovare delle persone e mi dicono come mai non c'è nessun personaggio, non c'è nessuno nei suoi quadri, quando Venezia è piena di gente, come mai nei suoi quadri sembra una città deserta. E io dico, ma c'è gente nei miei quadri, però sono tutti venuti dal mio lato del cavalletto per vedere il splendore della città. Mi auguro che Venezia sia per il mondo e per le future generazioni la testimonianza, il ricordo di una verità fondamentale, il legame indissolubile tra arte e bellezza, e che Venezia sia la testimonianza del desiderio dell'essere umano di armonia.